qualcuno dice, dice, guarda che piglia tanziri e te giorni, ma stai in coppa, no. Però ci sono sempre qualcosa, alcune cosette da chiarire, perché delle cose assolute che mi divertono, perché poi a me mi divertono queste cose, perché si calcola che siamo in una fascia di persone, diciamo, di una certa età, salvo a volte magari che arriva un intervento, qualcosa, magari soprattutto nelle live, dove magari può entrare qualche ragazzino o qualcosa che però sempre ben accolti, perché comunque va bene fin quando c'è l'educazione, va bene tutto, possono presentarsi tutti, diciamo, sul canale, non è che vado a discriminare o vado o mi dia fastidio la presenza magari. Quindi alla fine, ecco qua. Quindi alla fine voglio dire, non mi dà fastidio, non mi fa alcun problema. Allora, sono qui uno perché ho trovato una cosa che non ho mai usato fino ad ora per motivi di sicurezza, visto che si chiamano rasoi di sicurezza, uno per motivi di sicurezza certe cose le evita, no? O meglio cerca di evitarle. Però l'ho trovato girando nel cassetto una cosa che presi un po' di tempo fa al mercatino e quindi diciamo alla fine preferì non usarla. Ciao, ciao Sabatino, buona domenica pure a te. Tutto a posto Sabati? Sabati, quando fai il tuo video, Sabati? Sabatino è il suo canale, tra l'altro, e fa una rasatura, diciamo, più alla, come un po' la fanno in tanti, usa la sciuma da barba, alcune volte usa i rasoi tradizionali, altre volte no, diciamo, ognuno ha il suo, diciamo, indirizza il suo canale verso quello che gli piace, ovviamente, la rasatura è una cosa che ognuno fa a modo suo, quindi se volete, se vi fa piacere, andatelo a guardare. Ciao Daniele, buona domenica pure a te. Allora, perché sto qua? Allora, alcune volte dei comportamenti mi fanno ridere, dove ci sono persone che dicono la loro, ma la possono dire perché hanno il canalone e uno magari che ha il canale più piccolo, no, ma tu perché non hai fatto, no, parlo dell'ultimo video dove io ho scritto, beh, volevo bypassare questa cosa, ma non l'ho bypassata perché quando noto arroganza e superbia, la cosa non mi piace. E uno rilascia un commento che dice, addio, non guardo più. Sto piangendo da stamattina che ho letto sta cosa che se n'è andato dal canale e non guarderà più i miei video. Ma sti cazzi, ma sai a me cosa me ne può fregare? Cioè, nel senso, io vi faccio video come sono e dico la cosa come la penso io, poi vi piace, non vi piace, poi perché vai a toccare il beniamino di qualcuno? Anche se poi, ma tu non hai fatto nomi, ah bello caro mio, ma nemmeno il tuo beniamino fa i nomi, nemmeno il tuo grande fa i nomi, hai capito? Quindi alla fine voglio dire, cosa hai da di poi questa cosa? Potevi pure, te la puoi pure evitare, te ne vai, punto e basta. Non ti piace il mio canale, non ti piace quello che dico, non ti piace il mio video, non ti piace il titolo del mio video addirittura, perché se io noto delle cose che faccio per motivi ben precisi, se le faccio ci sono dei motivi ben precisi, e l'ho spiegato nel video, però alla fine se non li seguite i video, quindi ecco perché si va a conclusione di questo. Sul rasoio. Allora, ti dico onestamente, è un rasoio che non ho. Ok, ne ho sentito, ne sento sempre parlare bene, ne sento sempre parlare come un rasoio fattibile, però non ti posso dire la mia, caro Andrea, perché non sono in possesso di questo rasoio. Qualche volta sono stato tentato pure a prenderlo, però poi ho dato priorità ad altri rasoi che mi dicevano qualcosina in più, poi è una questione di gusti, quindi non posso darti consigli su qualcosa che non ho. Ti direi una cosa sbagliata, quindi non mi metto, non posso dirti niente. Mi dispiace, non è che non voglio, che purtroppo.
non l'ho nemmeno mai provato come rasoio, quindi se ti devo dire qualcosa sulla foto che vedo sarebbe una cosa sbagliata, perché poi bisogna comunque provare le cose. Sono ovviamente di Napoli, ci parlo di napoletano, sono di Napoli e vivo in Veneto da una quindicina d'anni. Io uso il coltello affilato molto, io li facevo i coltelli, quindi ne ho tanti affilati molti. Eh, cioè Emiliano, Yagui Katana e Gilletta, Seven O'Clock. Il rasoio che sta facendo il giro, Yagui. Mondiale, immagino. Massimo Latorre, ciao Massimo. Cosa mangi stasera a sorpresa? Ti ringrazio lo stesso. Ciao. Ciao Andrea, mi dispiace, purtroppo preferisco essere onesto che dirti cose che non... perché dirti inesattezze sarebbe assurdo, sarebbe poco serio, veramente. Comunque, se fai la ricerca sui vari canali, vedi pure Andrea Tarenzi, Fabio Cancelleri, Riccardo va più per mano libera. Vedi un po' i vari canali che solitamente saluto, vedi che sicuramente troverai qualcosa, basta che fai la ricerca, trovi qualcosa, anche se poi è sempre relativa la cosa, eh. E quindi alla fine cosa succede? Succede che un rasoio per me può essere una cosa, no? Può andare anche bene, dipende sempre dalla geometria, dalla metta che vai a mettere dentro, perché ogni rasoio ha la sua geometria, però per quanto riguarda l'Edwin Jagger è quello, è sempre quel rasoio là, quindi devi trovare la metta adatta che fa comodo per te più che altro. L'unica cosa è chiedersi che tipo di rasoio è, come, però è sempre una sensazione molto soggettiva, è una cosa molto personale questa, perché dare consigli sulla rasatura così è sempre una cosa orientativa, eh. Quindi bisogna sempre prendere le cose sempre con le pinze, perché uno che ha una certa esperienza sul rasoio gli dà dei risultati. Magari se sei nuovo, si comincia sempre con i soliti rasoi più delicati, più... l'Edwin Jagger non è che sia un rasoio che mangia, però ti ripeto, non mi pronuncio perché anche io ho visto qualche video, qualcosa, non più di tanto, quindi non so dirti. Non ti dico nemmeno lo metto in programma, lo metto nel cassetto a carrello perché già ho altre due cose da vedere. Oggi ne è spuntata la terza, vedendo il video di Andrea Tarenzi, è spuntata la terza cosa che mi ha fatto vedere un rasoio che veramente è bello, sempre della Razorok. Quindi però è chiaro che poi, perché già c'è il game changer che volevo prendere, però poi diventano troppi, diventa una spesa perché sono rasoi che costano uno più dell'altro, quindi il Varesino è un ottimo sapone, è un ottimo sapone il Varesino. Che ancora il razzismo verso napoletani al nord. Oddio, ma razzismo, se le cose si vanno a cercare, la parolina c'è sempre, però voglio dire, io me la faccio scivolare, nel senso che pure in fabbrica qualche volta scherzosamente qualcuno dice qualcosa, però dipende sempre come uno si propone, come uno si comporta, perché cioè, se uno si comporta da schifo è chiaro che riceve, e poi la parolina ci sarà sempre, cari miei, purtroppo non è che
pure se scherzosa ci sarà sempre. Poi dipende, perché se è una cosa seria allora uno la prende in una maniera, se è una cosa così per scherzo si scherza, voglio dire, io ho mia moglie che venera, di qua voglio dire, sto con lei, quindi voglio dire, alla fine lei è veneta, io sono napoletano, viviamo insieme da 13 anni che sto qua, voglio dire, ma cos'altro aggiungere? Massimo il Duane è fedentuccio, come, cioè, quella barra di sicurezza che porta il Duane, diciamo, barra di sicurezza, barra niente, perché la lama ti esce praticamente piatta, ti esce dritta, quindi non te lo consiglio se non hai la mano con uno sciavetto, non te lo consiglio perché non è uno sciavetto con una barra di sicurezza, attenzione. Quella barra è molto relativa perché la lama esce dritta e se ne frega praticamente un cazzo della barra che sta davanti, ti affetti per bene con quello se non prendi una certa manualità. Poi col fatto che ha la vite, quindi tu da un lato vai bene, dall'altro devi girare, mettere la maniglia in giù e usarlo verso perché ha due esposizioni di lama. Quindi si differisce da sciavetta e mano libera proprio per questo. Per un principiante per spendere il giusto. Oddio, per un principiante per spendere il giusto. Solitamente, ragazzi, è proprio state a zero con la rasatura tradizionale, potete partire col King's Gillette, col plasticone della Wilkinson o con quello, diciamo, a farfalla, sempre della Wilkinson, che però è in metallo. Il più docile è il King's, il Gillette King's, che è un rasoio per barbe giornaliere. Se poi volete fare la barba di qualche giorno in più, è un rasoio che va un attimino in difficoltà, te la fai, 2 o 3 giorni, te la fai pure la barba, però devi passarci più volte. E quindi diciamo a questo punto ti consiglio più Wilkinson il plasticone che costa niente e le lamette che stanno vicino sono pure belle lamette che vanno. Purtroppo non ho la mano. Allora Massimo, guarda, non te lo consiglio, costa poco, ma non te lo consiglio. Non te lo consiglio perché è facile farsi male con il Duane, perché dovrei mostrarti, magari la prossima diretta che faccio te lo mostro, ti mostro pure l'esposizione che ha e per farti capire un po' la pericolosità di questo rasoio. Ci vuole un po' di mano per non farsi male con quel rasoio. Fai la barba una volta a settimana. Ah, allora una volta a settimana dovresti andare su un rasoio già con un pettine aperto. Dovresti andare con un pettine aperto. Perché la barba di una settimana la puoi fare col King? Sì, sì, ma stai ogni 3 secondi a pulirlo perché affanna subito. Poi dipende dalla tua crescita, dalla durezza della tua barba, la crescita che hai. Ho la pelle molto sensibile, vedi? Quindi è un po' complicata come cosa. Ti consiglierei prima di tutto di farla ogni 3 giorni, va. Poi dipende sempre dalla tua crescita e dalla durezza della barba. Però ogni 3 giorni già non stressi tanto la pelle, non la fai crescere al punto di dover poi dopo insistere. Però col Wilkinson già vai meglio. Col Wilkinson già vai meglio rispetto al King C, perché il King C pure se lo armi con la Kai c'ha quello step in più, quel level up in più, però è fermo lì, è quello, il rasoio della geometria è quella, non lo muovi da là. Ma di niente, figurati Massimo. Quindi non dovrei dirti prendi un R41, però se non c'è la mano l'R41 ti falcia, come lo stesso il Fadip. Il Fadip pure è un altro rasoio che il Fadip pettine aperto, se non hai la mano è un rasoio che è cattivello, si fa sentire e quindi potresti andare con un vecchio Gillette, ma se lo trovi devi girare ai mercatini, i vecchi Gillette 3 pezzi, quelli piccoli, che quelli hanno, diciamo, hanno il gap che riescono a far defluire il pelo, diciamo, abbastanza.
quindi mi fa piacere, Andrea, mi fa piacere che ti siano utili. Non ti ho detto niente, ovviamente, non ho detto niente del niente, però diciamo, ti ho detto, se vai con Wilkinson, il Wilkinson è più capace di digerire una barba di quella rispetto al King sì. E trova sempre, ovviamente, l'angolo giusto e, e vedi che, diciamo, te la fai la barba con un po' di pazienza, te la fai la barba. Poi quando ci farai la mano passerai a rasoi più comodi, altrimenti dovresti spendere uno sproposito. Però se all'inizio non consiglio mai di spendere tanti soldini per un rasoio, perché magari non può piacerti più la rasatura tradizionale e dici voglio passare di nuovo al 5 lame e cose varie, che poi anche là, cioè, anche se usi il Fusion della Gillette 5 lame, avrà pure 5 lame, ma la barba di una settimana, cioè, da me che la finisci, hai voglia. Cioè, il ricambio lo butti subito, la lametta, perché se lavora soprattutto con una barbatura non ti dura più di tanto. E te lo dico perché li ho usati, non te la dico in maniera astratta questa cosa. E poi comunque si intasano immediatamente, cioè quelli anche sono rasoi di una barba massimo 2 giorni e poi sta sempre lì a pulire, a pulire, a pulire. Mi sono appena avvicinato alla rasatura tradizionale, è per questo che non ti consiglio di investire soldi perché ci sono rasoi capaci di farti la barba di una settimana anche a pettine chiuso. E sono delicati come il GSN Falstaff che ho io, che ho mostrato proprio ieri nella diretta di ieri, e quello è capace anche a pettine chiuso di farti la barba. Ci passi quella mezza volta in più, ma è capace di portarti via la barba. Però già un rasoio di quello, se prendi solo la piastra chiusa, può darsi te lo porti via 50-50 rotti euro. Però già è una cifra impegnativa, secondo me, è una cifra impegnativa. A meno che tu non sia convinto di dire, oh, voglio fare la rasatura tradizionale ad ogni costo, la voglio fare punto e basta, quindi puoi prenderlo. La straverde non è una lametta che amo, però il King sia abbastanza dolce, io preferisco le blu alle astraverdi, però vedi, ci sono tante persone che si trovano bene con le verdi, io per esempio a me non è una lametta, ho provato sia le versioni vecchie che quelle serigrafate, diciamo, le nuove, quelle Astra con la scritta grossa che c'erano una volta e quelle là, diciamo, più nuove, però non mi ha mai fatto impazzire, sinceramente, come. Ascolta, Pacchino. Ciao. E quindi, però ti ho detto, il Wilkinson è un attimino più profondo rispetto al King Sea. E il Gillette King Sea è più caruccio esteticamente, anche se poi prendi quella farfalla della Wilkinson che è in metallo, lo trovo più bello e fatto bene rispetto al King Sea. Però voglio dire, poi è questione di gusti. Poi si inizia così man mano. Ci sono comunque tanti rasoi, anche se vedi vari canali Sbarba, cose, ci sono rasoi diciamo economici, ci sono rasoi anche che vanno sulla ventina di euro. Diciamo che già sarebbero qualche passetto in più rispetto al King Sea. Un rasoio per esempio bello, ma costa i suoi 38-40 euro, e il Bayonetta. Il Bayonetta per esempio, però ti ripeto, non è per barbe impegnative, nel senso non è per una barba di una settimana, ci passeresti qualche volta in più per fare la barba di una settimana. Eh, Però è un rasoio che è veramente delicato, è un rasoio veramente delicato, fatto bene. E comunque, tornando al discorso poi di stamattina, di questo fenomeno che,
che pensa, alcune volte vedi, la gente pensa che eh, devi essere, cioè, pensa che ci siano delle celebrità su YouTube, ma pure la persona più importante al mondo, no? Voglio dire, le lamette Bic non le ho mai usate, ma è una lametta. Allora, guarda, io le lamette Bic le uso, mi piacciono tantissimo, la trovo una bella lametta, però come dico sempre è una cosa soggettiva, io le Bic le uso. Uso le Bic, mi ci trovo bene, le uso perché ci sono affezionato, per ricordi, perché addirittura i 400 li ho festeggiati con la lametta Bic bianca che poi è cambiata pure leggermente esteticamente, soprattutto come plastica, è cambiata che ora ha una plasticaccia, mentre prima aveva una bella plastica. E le lamette Bic io le uso, mi trovo bene, costano poco. Costano il giusto poi perché le trovi a 80-90 centesimi 10, due confezioni da 5. Quindi se le dovete strapagare non prendetele. Come l'altro giorno si è trovato mio fratello in un supermercato, ha sbagliato a leggere il prezzo, ha preso un pacchetto di Gillette Platinum, è andato alla cassa 6,50 euro, gliel'ha lasciate, oltre vabbè alla spesa che ha fatto, 6 euro, quando ha marcato 6,50 euro gliel'ha lasciate sulla cassa, ho detto, ma lascia perdere, queste solamente da un euro e 50, cioè pagarle 6,50 euro mi pare un po', no, come alcune volte c'è la moda in questi ultimi tempi di vedere nei centri commerciali il rasoio della Wilkinson con le 5 lamette vicino 4,50 euro, i ricambi delle lamette 5 euro. Ma che cazzo state dicendo? Sulla lamette che costano 80-90 centesimi, grosso proprio, ad esagerare, costano quel prezzo là, non più di quello, quindi puoi usare la lametta Wilkinson. Io le poche volte che mi dado mi ci trovo benissimo e non mi lasciano. Ma le lamette Wilkinson anche io le ho usate con il rasoio con le lamette proprietarie. Beh, mi ci sono trovato bene. La prima volta che le usai, devo dire la verità, restai un po' perplesso. Poi ovviamente con l'esperienza e tutto, e le cose sono cambiate, le ho usate e devo dire, Francesca Minucci, ciao. Devo dire che mi ci sono trovato bene, mi trovo bene, anzi, voglio dire, soprattutto con i suoi rasoi funzionano bene. Ciao Danny, un saluto. E quindi si possono tranquillamente usare le Wilkins, sono belle da mettere, le trovo buone. Quindi si trovano facilmente perché si trovano facilmente, però vi raccomando non le strapagate, non le strapagate perché non valgono 5 euro, non costano 5 euro, con 5 euro vi prendete 6 pacchetti, 6-7 pacchetti quelle lavette, se cercate su internet le trovate pure a meno, quindi voglio dire, non strapagate mai la roba, non strapagate, non spendete soldi che non costa la roba, soprattutto, perché veramente alcune volte si vedono cose assurde, veramente, cose che non hanno proprio senso, non c'è veramente senso di acquistare a quel prezzo lì. Anche, vi dico, anche le stesse Boger, le comprare pagai 6 euro, a parte che sono Fatip. Voi aprite il pacchetto di Fatip, aprite il pacchetto di Boger, cambia solo il cartoncino fuori e la cartina che le chiude. La lametta dentro è identica e precisa, è la stessa provenienza. Quindi tante volte gioca pure il packaging. Strapagate la roba col packaging. Ve lo dico perché l'ho fatto io, mi sono accorto subito di questa cosa perché appena la vidi, dissi aspetta, questa mi ricorda la lametta, ma non ero tra diverse che ne ho, ne ho abbastanza. Sì, questa non mi ricordo che la metta, però già le ho usate, già le ho tenute. Poi col tempo, sai, quando uno pensa, boom, arriva appunto, andate ad aprire la Fatip era la stessa la metta, identica e precisa, pagato la metà dei soldi. Le Fatip costano la metà di quelle, danno il risultato come quelle, niente più niente meno perché è la stessa la metta.
Quindi con sto fatto delle lamette, un discorso un po' impiccioso, perché i produttori solitamente sono terzi che producono lamette e viene stampata la nomenclatura sopra. Viene fatto, poi ci sono lamette che addirittura le apri, non hanno nulla scritto sopra, come se non erano anche queste Jaguar. Le Kai non hanno niente scritto sopra, a differenza delle Fener che hanno il loro logo, la loro cosa, quindi Kai proprio ieri c'era un commento che appunto devo fare un video perché devo provarle con la soia appunto della Wilkinson che non mi ricordo, c'era un utente che disse, ah, Lega, io non mi ci trovo bene, uso, vedi, ebbe la correttezza di dire che rasoio usasse. Uso il Wilkinson, sia il plasticone che il pettine chiuso non tagliano. Oddio, le caie, a meno che non siano fallate, sono ottime lamette, tagliano, sono bisturi, non sono lamette quelle, sono bisturi. Poi può capitare, oddio, la lametta fallata, il pacchetto fallato, e lì non ci puoi fare niente. O magari se si sbaglia all'angolo di rasatura, però dato che usa questi rasoi, credo con certezza che sappia bene l'angolo di aggancio quale sia. Quindi si può, cioè, non credo che abbia sbagliato l'angolo di aggancio. E mi fa strano perché la CAI è una lametta che taglia benissimo, c'è poco da dire, anzi, per chi non è già, non ha già un attimino di esperienza, sono pure lamette abbastanza che mordono. Sabatino, penso che i marchi di lamette esistano 5-6 tipi, forse sono tagliate. Sì, alla fine i produttori sono 3-4, sono 3-4 al mondo i produttori di lamette, il resto sono tutti messi, salvo i giapponesi che si fanno le cose da soli, i cinesi che lavorano talmente a basso costo che poi il resto ci sono quelle poche provenienze, per esempio la mette solide andate a leggere fatte in Egitto, quello è, oppure la mette fatta in India. Mm. E quello è perché qualcuno può domandare perché fa la faccia così, perché più di un pacchetto che ho preso così non ha soddisfatto le mie esigenze, quindi poi ci sono pacchetti belli curati, fatti bene, la mette che non valgono niente. Poi, cioè, è vasto però, ripeto, fate sempre attenzione a comprare, a non strapagare le lamette perché certe volte c'è un approfittarsi veramente esagerato sui rasoi e sulle lamette, perché anche il King sì che lo prendete anche a 10 euro e rotti se girate, 11 euro, 12 euro massimo è strapagato, 12,50 euro è strapagato il King sì, cioè già è pagato il giusto. Ho visto alcune volte il King sì, per esempio se andate da Ricotalo ve lo portate via a 10 euro e rotti, il King sì. Ho visto addirittura, ho visto venduto a 17-18 euro. Eh, eh? 17-18 euro il King sì. Perché? Boh. Vabbè, uno dice io pago le tasse, faccio le cose, il negozio è mio, lo vendo a quanto mi pare. Ok, ma vi parlo sempre a livello di centri commerciali, va bene? O distribuzioni varie, grandi distribuzioni e cose varie, perché è roba che si trova sulle grandi distribuzioni questa qui. Quindi va bene anche, però vi sconsiglio di comprarlo perché veramente non ne vale assolutamente la pena, non ne vale la pena. È strapagato e non vale quei soldi là, tra l'altro, non li vale quei soldi là. Tra l'altro il rasoio made in Cina, cioè di meglio, con 3-4 euro vi portate i rasoi cinesi con le lamette vicino. Non solo il King sì, attenzione perché quelli facciano. Quando vedete quei rasoi cinesi con la lametta vicino, che ne è una vicino,
su Aratri, quindi vi portano via quantomeno due strati di pelle, fate attenzione. Comunque queste live sono belle, così si può interagire direttamente e ci dai dei consigli. Mi fa piacere, Massimo, grazie. Eh sì, è bello perché l'interazione è sempre bella, ovviamente quando trovi, perché alcune volte diciamo vengono disturbate, anche se io poi bypasso, vengono disturbate le live. Mi piacerebbe anche fare live qualche sparbata, non la faccio per il semplice motivo che stando in casa, la famiglia, ovviamente se c'è esigenza non posso dire no, andate al bagno di sotto. Sembra un po' casomai mettere io al bagno di sotto che faccio una live, anche se non è bellissimo il bagno sotto, però casomai qualche giorno faccio una live, mi metto lì così diciamo e alla buona se riesco ad organizzare e non è bellissimo, perché è un bagno di servizio, quindi c'è tutto, è un bagno di servizio. E qualche volta faccio una live pure come rasatura, magari vi do la possibilità, la preannuncio così vi do la possibilità magari per chi vuole ovviamente di partecipare. Quindi ciao Luigi, Luigi Bianco, ciao. E mi sarebbe sempre piaciuto fare live perché io poi alla fine, se non la faccio è semplicemente perché tante volte, vedete, nel video dico un attimo solo che arrivo, stacco perché magari serve il bagno, perché magari mi chiamano cose varie, quindi ripeto, quando uno è in famiglia, dare sempre la priorità alla famiglia, a chi vi è vicino, alle persone vicine. Il resto stiamo qui, giochiamo, non è che dobbiamo prenderla troppo sul serio, la cosa di certe volte magari si possono sentire urla, scherzi, cose, va bene, cioè, sta lì. Io la prendo e la riporto sul canale così com'è, non è che vado a tagliare, modificare o cose varie, la prendo e la metto, quindi sarebbe la stessa cosa di una live, a differenza che non ha interazione, l'interazione è più bella, è diverso. E, e un'altra cosa, poter interagire con le persone, anche a me piace poter interagire con le persone, sembra quasi una chiacchierata che uno si fa. Vai, perché mentre là quando sto a registrare il canale, là parlo da solo e poi dopo magari ho risposte da chi partecipa ovviamente ai commenti. Poi alcune volte pure là è arrivato qualche commento così, come stamattina è arrivato qualche commento così che inutile, che però lo tagli, lo bypassi, mandi fuori e via, cioè non è che sto tanto lì a farmi, cioè non ci campo di queste cose, quindi lo faccio perché mi piace la rasatura, perché ecco qui mi fa piacere anche condividere queste cose che purtroppo man mano, diciamo che noi che facciamo questi video cerchiamo di mantenere vivo questo mondo, perché sono cose belle secondo me da conservare, sono cose da tramandare, tra l'altro, da portare avanti, perché hanno il loro fascino, hanno la loro vita, è una cosa che, soprattutto per chi ha l'età mia, che appartiene ai nostri genitori, ai nostri nonni, e come addirittura ho sentito nelle scuole vogliono togliere addirittura la scrittura, la- vogliono mettere via la scrittura, diciamo, e usare computer e basta. Cioè, già io non ho avuto la fortuna di fare calligrafia a scuola, nemmeno alle elementari. Mentre c'è gente che e i paesi dell'est, per esempio, ancora lo fanno ed è una bella cosa perché calligrafia è una bella cosa con la penna stilografica, col pennina di intinzione, sono belle cose che purtroppo vedi, anche quelle stanno andando un po' a sparire. Ci sono alcuni canali dove partecipavo anche io, ora mi sono fermato perché eh, purtroppo quando alcune volte si entra in questi canali, i canali non sono gestiti bene,
diventa un po' brutto entrare perché viene puntato il dito contro chi magari non ha tante possibilità e compra la penna più economica. Poi c'è sempre quello che devi seguire perché si fanno competizione tra loro, se la penna non costa 1000 euro non è una penna. Non badano alla scrittura, ci sono alcune, come alcuni canali anche di armi, di rasatura pure, non si bada all'efficienza delle cose, ma si bada al valore che può ottenere la cosa sul mercato e quelli sono mercati, non è più passione, diventano mercati. Perché se io oggettivamente devo dire un oggetto è bello, ok, ha la sua funzione, ok, dà più di quello, ok, però come ho sempre detto, arrivato a un certo punto si ferma la funzionalità dell'oggetto e comincia il brand e comincia ad impreziosirsi. Allora, se ne vale come materiali, come fattura e tutto, perché dietro c'è tutta una cosa come progetto stesso che costa già di base, allora ne vale la pena. Se non ne vale e diventa solo una cosa così, e allora lì poi diventa inutile, la passione svanisce. La passione va a svanire e infatti in questi canali di penne, certo poi certi si sono allontanati perché non si parla più di penne di 1000 euro, quindi si parla anche della penna che costa 100 euro, ne costa 50 e non va bene perché costa troppo poco, il canale si è rovinato e non ci sono più i gaga che stanno lì, capito, a cercare di venderti cose che, boh, perché alla fine diventa un mercatino, un interesse. Quindi bisogna invece sempre avere l'obiettività e l'umiltà di apprezzare anche cose che non costano sproposito. E vale anche nel campo nostro, questo qua che trattiamo, la rasatura, vale anche lì. Quindi poi c'hai i soldi, ti prendi il rasoio di 10.000 euro, va bene, cioè, però non dimentichiamoci che la tradizione parte come i piatti di tradizione, oggi vai al ristorante, ah ti faccio, che ne so, vi dico una stronzata, no, pasta e patate gourmet. Un piatto di pasta e patate costa 40 euro perché ha detto che è gourmet e ti mette una cagatina così nel piatto e te la fa pagare 40 euro. Ma questa è un'idea di... Ma che cazzo sarà l'idea di che? Allora, è chiaro che là ci sono spese di ristorante, di locale, di posto, di prestigio, di cose. Però voglio dire, la cucina, questo parlo di chi mi millanta anche di cucina tradizionale, poi ho fatto una rivisitazione, oramai siamo pieni, no? Vai sui social, vai per televisione, siamo pieni di gente che si mette a cucinare, alcuni competenti, alcuni meno, e fanno queste rivisitazioni, queste cose, anche nei programmi normali, così che a un certo punto si sveglia uno che non sa fa manco un uovo, ho fatto la rivisitazione di questo piatto, ma chi cazzo sei? Cioè, ricordiamoci questo per dire cosa, le tradizioni partono dalle cose povere, dalle cose base. Anche la mia non è proprio una rasatura tradizionale, perché sì, è vero, usa il sapone come per la tradizione, il sapone che tu vai a montare col pennello, la gestualità è tradizionale, ok? La rasatura un po' meno, perché una volta i nostri padri, i nostri nonni, a meno che non siano stati benestanti, allora però non prendevano rasoio, saponi che costavano uno sproposito, prendevano saponi base, saponi, e li abbiamo come sempre citati, Raso, Cella, Palmolive, chi più ne ha più ne metta, Mondial che già cominciava un attimino ad essere il sapone. Però i saponi Figaro a pietra, Vitos e cose varie, diciamo, saponi così che non è che ti sfondi le tasche a prendere un sapone di quello, e la barba sì, e ve la fate così ancora oggi sono saponi validissimi, belli, anche se io non li uso spesso, però quando li uso mi viene sempre quel sorriso, quella cosa di piacere, perché appunto ricordano il passato un po' meno col Figaro, che mio padre usava mandorla alla pietra di Figaro grossa così,
che usava mandorlato e la profumazione, ecco, il soggettivo non rientra nelle mie corde, non mi piace tanto come sapone in vaschetta. Sì, te la fai la barba per il suo dovere, ma quella cosa che si secca presto, sfarfalla, se lo riempi troppo d'acqua si perde, ovviamente è chiaro. E quindi non mi fa impazzire, però più che altro è la profumazione che mi dà fastidio rispetto allo Stirling Almond Cream, che sì, è anche un mandorlato, però è una profumazione più studiata, diversa, un attimino più è meno piccante, passatemi il termine, meno fastidiosa. I mandorlati in genere non mi fanno fare i salti di gioia, eh. Eh, preferisco più il sandalo, che un mandorlato, nonostante faccia parte comunque di profumazioni classiche, basi classiche, mentolato e mandorlato sono le basi classiche proprio. Quindi poi tutto il resto è uscito tutto dopo, dove c'è cominciato ad essere un po' di benessere, di cose, si sono sbizzarriti fino a tirare saponi che costano veramente tanto, costano veramente parecchio. E quindi ci si aspetta una certa qualità quando si va a fare un acquisto del genere. Perché se io spendo voglio il ritorno. Poi, come dico sempre, è chiaro, ognuno si fa la barba come più ritiene opportuno, perché... Aspetta, penso di aver bypassato un commento, penso che di... Ah no, l'ho letto, questo ho risposto già, era Sabatino, ho letto e risposto già, poi mi dimentico pure, col tempo che passa mi dimentico pure, magari anche se c'è da dire che certe volte un'altra cosa delle live che non mi danno fiducia è sul fatto che mi è capitato di fare uno spacchettamento di recente quando mi arrivò il Rex, feci questa unboxing, spacchettamento, sta per il spacchettamento, quindi siamo in Italia, spacchettamento. Sto a spacchettare una cosa, sto a aprire un pacco, sto aprendo un pacco, e quindi niente, mi accorsi dopo che tutta la parte iniziale che ha aperto il pacco, ho parlato, non venne un cazzo di niente perché avevo problemi di connessione, quindi non venne un cazzo di quando sto a casa uso il wifi, non venne un cazzo di niente. Certe volte mi sono accorto che anche le live, anche piccole cose, forse è la posizione che uso sbagliata, perché pure mi sono accorto che si sentiva male, non si sentiva niente e cose varie. Quindi questa è un'altra cosa che purtroppo quando fai le live devi far conto anche di questo, salvo che uno non lo faccia con la connessione diretta del telefono, potrei anche farla però. E anche quando carico i video ci vogliono ore a volte, ore, perché io poi li carico, faccio ad alta definizione, faccio video ad alta definizione, anzi se volete vedere l'alta definizione basta che andate nell'angolo in alto a destra, premete la rotella e andate in impostazioni avanzate, definizione del video ve la porta in impostazione avanzata 1080 e ve lo vedete anche ad alta definizione, quindi diciamo... È per questo anche che impiegano tempo a caricarsi. C'è chi magari usa una definizione più bassa e ci mette meno, c'è chi la usa addirittura oltre 1080 con le varie fotocamere che ci sono, che arrivano anche a 1440. Di- Quindi diciamo che è tutta, e certe volte vedo che ci mette veramente ore, ore, ore. Se poi insieme a quello carico anche la foto di copertina, buonanotte, mi esce il giorno dopo. Quindi certe volte ecco perché vedete la copertina che cambia, all'inizio ce n'è una e poi dopo cambia e metto l'altra, certe volte la lascio così come sta, cambio solo l'immagine tra le tre che fa scegliere, certe altre volte
ma spesso metto la copertina di presentazione che vi dice anche quello che andrò ad usare poi nella rasatura, che magari fa anche svelto, nel senso che a chi interessa è mirato a vedere un qualcosa, non perde tempo a guardare il video perché magari poi magari è interessato in quel momento a quella cosa e quindi cerca quella cosa ben precisa. Quindi lo faccio anche per questo, la copertina serve soprattutto per questa cosa qui, per agevolare l'utente che si affaccia al canale. Poi per il resto sono tutti gusti, è tutta una questione soggettiva, è tutta una questione individuale, di gusti. C'è a chi piace una cosa, a chi piace un'altra, a chi piace... Cioè non possiamo mai mettere un accordo unico per tutti. Quelli che possono piacere alla maggioranza, quasi a tutti, solitamente sono le cose più basilari, quelle più di tradizione base. Però vi dico, anche restando nella tradizione, oggi se per esempio voi volete andare ad acquistare un rasoio di quelli tradizionali, vecchi, vintage, anche lì è diventato caro il mondo, soprattutto su mano libera, ci sono prezzi, diciamo che bisogna fare molta attenzione, perché tu fin quando l'oggetto l'hai sotto mano puoi valutarlo, puoi vedere bene, e come alcune volte l'entusiasmo fotte veramente, l'entusiasmo fotte veramente. Il desiderio anche di volere per forza quella cosa, certe volte te la fa prendere e ti fa chiudere gli occhi, anche sul difetto più evidente. Quindi bisogna sempre andare con calma, con i piedi di piombo, ragionare bene, non farsi prendere troppo, non farsi tirare troppo dentro e valutare la cosa per quello che è, non per quello che appare, che l'entusiasmo fa apparire. Quindi ragionateci sempre bene sulle cose, non siate avventati anche sulla scelta di alcuni rasoi, di alcune cose, non prendete le cose perché siete su un canale di Facebook che magari va di moda quello, tutti quanti a comprare quello, va di moda quell'altro, tutti quanti buttano quello, prendono quell'altro. Cioè andateci pure piano con queste cose perché i rasoi costano, soprattutto quando andate su quelli buoni costano. E soprattutto dovete vedere bene il canale che seguite, dovete vedere bene il canale che seguite, perché tante volte il canale, la pagina di Facebook, il gruppo che seguite, perché c'è chi ve la racconta onestamente e che c'è chi ve la racconta con interesse. Quindi purtroppo sì, è così. Allora, tante volte io non sono una persona molto attiva su Facebook, una volta sì, lo ero tantissimo, avevo pure qualche due o tre pagine per conti miei, più che altro, ma non parlavo di cose specifiche, sfornavo link praticamente. Quindi le classiche pagine che uscirono all'inizio, una quindicina d'anni fa che uscì Facebook. Poi avevo una sorta di interazione con le persone, amicizie, cose, e quindi è lì anche che ho conosciuto mia moglie, perché noi a Napoli e in Veneto come ci conoscevamo. E quindi è chiaro che ci siamo visti, incontrati e cose varie, non è che... Eh, alla fine, cioè pure lì oggi c'è un gruppo per tutto, un gruppo per qualsiasi cosa voi vogliate, anche le cose più impensate, però bisogna vedere bene, anche se Facebook oramai è rimasta a noi vecchi, chiamiamoci così, noi vecchi che siamo lì perché oggi se volete aprire il campo ai giovani, sicuramente Facebook non è il più indicato, bisogna andare sui vari TikTok, sui vari Instagram e cose varie, perché anche questa è una moda che cambia. Una volta c'era MSN, Messenger,
Poi mano a mano sono uscite, vabbè, poi c'era MySpace e tante altre, MySpace puttanaio assoluto, tanti altri canali e via dicendo che pure Facebook se ne vedevano di cotte e di crude all'inizio che è uscito Facebook, cioè, c'era di tutto e credo ci sia ancora, non lo so, credo ci sia ancora di tutto pure lì, però credo si siano spostati perché certe cose si siano spostate perché ora vanno dove più poi sono usciti anche altri social che non conosco, ho sentito nominare qualche volta, ma manco mi ricordo il nome, non conosco e manco no, mi interessa entrarci perché voglio dire, veramente non c'è tempo, a stento c'ho tempo per queste piccole cose che non sempre faccio appunto perché non sempre, certe volte mi piacerebbe vedere qualche live in più, qualcosa in più, però se ti stampi, soprattutto Telegram, ci sono tanti canali Telegram ai quali io non partecipo, non per superbia, non per assolutamente, proprio perché non ne ho proprio la possibilità di poterci partecipare. E magari facendo il lavoro che facevo prima più potevo farlo perché potevo interagire, potevo fare, potevo dire. Quindi, però attualmente non ho la possibilità, non ho il tempo, soprattutto per gli impegni che ho anche uscito dal lavoro, come tutti, tantissimi di noi, non è che sono un caso particolare io e non sto dicendo questo. Quindi alla fine non ho tempo di mettermi su Telegram a rispondere perché è una cosa che ti prende tempo, ci sono domande, risposte, chiedono saluti, questo, quell'altro, devi interagire, devi stare lì a seguire e senza accorgertene passa tempo, passano ore. E dato che già qualche volta ho fatto questa cosa di partecipare a qualcosa su Telegram, poi magari c'è chi ti vuole tirare dentro a gruppi, a cose. Una volta ero su Telegram su un gruppo che si parlava di armi, passione con le armi, eh, e dato che c'era pure il gruppo Facebook, mi chiesero dato che sono stato sempre una persona con abbastanza inventiva, mi chiesero di partecipare a questo gruppo come moderatore e come creatore di contenuti e cose varie. L'ho fatto fino a un certo punto, fin quando non ho avuto cazzi che mi giravano per la testa e a momenti quasi l'amministratore del gruppo pretendeva quasi delle cose, dei fatti e ho mandato a fare in culo tutto e tutti senza alcun problema e me ne sono uscito. Quindi voglio dire, alla fine alla fine ci si mette anche troppo, nel senso che ci sono alcune persone che pensano che avere una pagina, avere un canale, avere un qualcosa vi fa salire cioè, ma lasciate perdere, ma veramente, cioè, state calmi, state con i piedi a terra, cioè, pure che fate un gruppo questo era un gruppetto che aveva tipo 3.000 persone, una cosa del genere, cioè, ma a chi hai cagato il cazzo? Cioè, alla fine io ho tenuto pagine con anche più di 3.000 persone sopra iscritte, voglio dire, ma non mi sono mai, cioè la pagina, i gruppi, queste cose, i canali si creano con cosa? Con la partecipazione delle persone. Se troppo uno si crede sto cazzo, è chiaro che il canale cade il canale come la pagina, come il gruppo, cade tutto. Poi c'è la gente che osanna, un amministratore, è una persona normale come tutti noi, cioè state calmi, è uno come... Allora, se c'è da fare complimenti a una persona si fanno e basta, ma là dove ci sono da fare, se una persona è un cazzaro e basta, è un cazzaro pure se c'ha 300.000 persone, come tanti youtuber o tanti tiktoker che hanno 1 milione di seguiti e sono cazzari e purtroppo c'è il fatto che la gente segue i cazzari.
specie un cattivo esempio, specie per i ragazzi di oggi che non sono da buon esempio. Quindi è un po' una cosa così. Vabbè, raga, quello che si doveva dire, abbiamo detto, abbiamo fatto una bella chiacchierata insieme, siamo stati insieme un po' di tempo, ci siamo scambiati qualche opinione. Il fenomeno di stamattina ci abbiamo perso tempo a nominarlo. Ripeto, il canale è libero, l'ultima cosa che voglio dire, il canale è libero sia nell'ingresso che nell'uscita. Non è un canale, non è un vincolo abbonamenti, non ci sono abbonamenti, non c'è niente, il canale è libero, se volete partecipare, partecipate, a me non può fare altro che piacere. Per chi non vuole partecipare, per chi non gli piace il modo mio di esporre le cose o semplicemente di dialogare, di parlare, la mia schiettezza, non piace la mia schiettezza, è libero di andarsene senza manco avvisare, non c'è bisogno di lasciare gli all'addio, perché me ne frega un cazzo, tra l'altro. Se una persona che mi scrive addio è l'ultimo video che vedo, cagami il cazzo, voglio dire, che me ne può fregare a me, cioè non me ne frega proprio un cazzo di niente, perché non campo, io non campo di queste cose, non ci vivo di queste cose, ed anche se fosse, voglio dire, non sono la persona che proprio ti viene ad osannare perché sta andando via, ti viene, no, assolutamente, ognuno è libero di fare quel che vuole. Quindi chi c'è è bello, mi fa piacere, dialoghiamo e ci scambiamo opinioni. Chi non c'è, non c'è, non sa, quindi va bene uguale. Voglio, voce Barbatore, lo saluto, ci vediamo la prossima volta. Se vi fa piacere iscrivetevi sempre al canale, perché ha partecipato, perché è entrato adesso, per chi iscrivetevi al canale, il canale è libero, come ho detto, è tutto pagato, come dico in maniera ironica io. Quindi non c'è niente che vi vincoli al canale. Quando volete entrare, entrate, quando volete uscire, uscite. Se vi arriva una notifica, avete il libero arbitrio di poter partecipare, di poter guardare o meno il video che ho pubblicato. Quindi non è che ci sono, ah, tu non hai guardato il video, se fai la domanda non ti rispondo, tu non hai. Ci stanno pure i canali così, se non sei abbonato non ti posso rispondere, mi dispiace, non posso, oppure questi contenuti particolari per chi no, no, quando fate le domande vi rispondo sempre, deve essere, qualche volta mi è sfuggito qualcosa che addirittura ho visto dopo qualche mese, ma non è stata volontaria la cosa, è semplicemente perché in quel momento la connessione non mi ha segnalato il commento e quindi non sono andato a rispondere. Ma riesco tranquillamente per le poche persone che siamo sotto ai commenti, riesco a rispondervi tutti tranquillamente e qualche volta, come ben vedete, dedico anche video su domande in particolare che vengono fatte, perché andare a scrivere un conto, dirle a voce è un altro, sarebbe troppo lungo su certi argomenti scrivere è poco chiaro, quindi cerco di esprimere la cosa con un video facendo una cosa più veloce. Signori miei, vi saluto, vi auguro una buona serata, una buona domenica sera e alla prossima. Ciao. Ciao Stella. Vuoi interrompere la streaming, certo.